Siamo con Luigi Lazzaro, presidente regionale di Legambiente. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Discutiamo di cambiamento climatico e discutiamo di cosa sta accadendo in Veneto. La sensazione è che a fronte di alcune iniziative anche interessanti su segmenti o su territori, manchi però una reale cabina di regia. Alcune regioni vicino a noi stanno già provvedendo a realizzare degli assessorati alla transizione energetica e soprattutto delle leggi sull'adattamento climatico. In Veneto pare che siamo indietro, mi sbaglio? No, non ti sbagli affatto, non abbiamo un piano regionale per l'adattamento climatico, come non ce lo hanno le nostre città più importanti, quelle anche poi che sono più esposte. Però riguardo a piani, diciamo, siamo un po' indietro anche con tanti altri piani di riordino e di, come dire, obiettivo per poi la ricaduta nei territori, che sono quelli che devono affrontarla la transizione ecologica. Parlo ad esempio del piano regionale per l'energia, su cui siamo clamorosamente in ritardo e indietro, piuttosto che il piano regionale per l'aria, che sappiamo essere in stesura, ma ineludibilmente, visto che siamo in multa europea, quindi siamo ormai a infrazione dei limiti di legge che tutti conosciamo sulla qualità dell'aria superati, e questo ci ha portato a essere in multa europea, e quindi dovremmo già pagare e anche parecchi diciamo denari per i nostri sforamenti annuali, che ormai sono come dire, senza soluzione di continuità, così come non abbiamo ancora un piano per i rifiuti, anche se è stato presentato dalla giunta regionale, ma che deve andare al Consiglio, quindi deve essere poi valutato dal Consiglio, ci auguriamo senza spostamenti al ribasso, visto che questo piano, per fortuna, è il primo piano regionale che pone degli obiettivi ambiziosi e che potrebbe provare a innestare anche dei passi in avanti per quanto riguarda lo sviluppo dell'economia circolare, che, se parliamo di transizione ecologica, è l'altro elemento fondamentale che ha bisogno di un piano d'azione concreto per come dire, dare una svolta decisiva. Arrivare poi a un assessorato vero e proprio alla transizione ecologica, noi crediamo che debba essere un passo da affrontare con urgenza da parte della Regione, perché se è vero che la parte delle strutture si sta organizzando per quindi le strutture organizzative e i dirigenti si stanno organizzando sui temi per coordinarsi sugli obiettivi, partendo da quelli di sviluppo sostenibile per arrivare a quelli della transizione ecologica. È vero che politicamente siamo convinti come Legambiente serva una guida più strutturata, anche politica, perché oggi stiamo vedendo troppi rimpalli, continuiamo a vedere troppi rimpalli e uno stallo che non ci permette di passare, diciamo, mettere le successive marce dopo la prima. Ecco, l'adattamento climatico richiede alcune condizioni essenziali. Una è quella di avere un circuito virtuoso perché gli attori sulla scena sono molti, senza un coordinamento avremo alcuni micro progetti e delle nicchie di interesse che però non risolvono una questione strutturale. Un secondo elemento è quello dei soldi, cioè ci vogliono degli investimenti. L'adattamento climatico non avviene, come dire, a gratis, cioè non è possibile, servono degli stanziamenti e delle risorse mirate. Se rispetto a questi due aspetti, cioè i finanziamenti e un'ottica sistemica, siamo indietro. Beh, siamo indietro, nel senso che abbiamo bisogno di avere dei piani più dettagliati, perché altrimenti, al di là delle punte di eccellenza che presentano progettualità, penso, diciamo, ai tanti progetti europei, dai bandi LIFE piuttosto che altre linee di finanziamento europeo, che ci hanno permesso alla nostra regione, a tante realtà, tanti soggetti della nostra regione, di mettere in campo proposte e progetti di senso rispetto agli obiettivi anche di adattamento climatico. Non abbiamo una vera e propria cabina di regia, come hai ben ricordato tu, e quindi questo rischia in qualche modo di vanificare gli impegni e anche le risorse spese in questi anni. Ora, per accaparrarsi le nuove risorse che sono già pronte, sono già disponibili, a partire da quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che già ha messo in campo dei primi bandi da parte di finanziamento, da parte del Ministero, in questo caso proprio la transizione ecologica, che ha bisogno, insomma, di essere come dire, rincorso rapidamente. Non c'è tempo da perdere. Gli anni, lo sappiamo tutti, sono pochi, sono i prossimi 6 anni in cui dovremo incidere, rivoluzionare anche alcuni aspetti dei nostri modelli di gestione che tutti conosciamo, anche quelli diciamo, dell'economia che fino ad oggi, diciamo, ha governato in una linea retta e quindi non
in un modello circolare che invece deve avere lo spazio all'interno della transizione ecologica, e questa mancanza di un riordino generale potrebbe rallentare molto anche l'assegnazione delle risorse, perché non sono infinite, anche se sono tante, e ce n'è bisogno per tutto il paese. Senta, molto sintetico, se la sentirebbe di dire qual è l'emergenza principale, da dove partirebbe? Beh, sicuramente il tema della decarbonizzazione, quindi quello dell'energia, la produzione di energie rinnovabili e la riduzione delle emissioni in atmosfera da parte, diciamo, di tutti quei comparti produttivi che hanno una necessità di attenzione maggiore, proprio che può essere risolta anche grazie all'economia circolare, e a un investimento serio sulla produzione di fonti rinnovabili, di energia rinnovabile, perché il Veneto è un grande consumatore di energia, siamo una delle regioni che consuma più energia. Chiaramente la maggior parte dell'energia che richiediamo viene da fonti fossili, ma d'altra parte non produciamo energia da fonti rinnovabili, se non in poca parte, se non grazie al grande sforzo dei cittadini, ad esempio attraverso l'installazione che in questi anni di pannelli fotovoltaici sui tetti è venuta, ma da parte dell'iniziativa, diciamo, individuale dei cittadini o delle imprese, e quindi quello forse è il nodo più urgente da sviscerare subito. Poi certo un piano di adattamento climatico, perché il clima sta cambiando e dobbiamo adattarci al più presto, è un'altra urgenza, soprattutto, diciamo, in una spinta verso le città, quindi con la regione protagonista di una spinta decisiva per l'adattamento da parte delle nostre città più esposte. Penso a Venezia, ma penso anche alle altre grandi città come Verona, come Padova, perché il cambiamento climatico ci tocca tutti in maniera importante, e noi abbiamo anche il grande problema della qualità dell'aria, quindi non abbiamo solo le emissioni di CO2, abbiamo anche le emissioni inquinanti, penso al PM10, che aggravano la situazione e che quindi vanno risolte insieme al più presto.